Buongiorno a tutti, pace del Signore, buongiorno. Stiamo iniziando la preghiera del mattino. Noi siamo la Shea Amit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria in Italia, e siamo qui. Io sono il missionario Victor Lopez e per la grazia di Dio stamattina sarò con voi in preghiera. Che Dio vi benedica, che il Signore vi aiuti in ogni cosa. Stiamo iniziando la settimana, abbiamo avuto un po' di problema con la connessione, ma siamo riusciti a entrare per salutarvi, per pregare insieme e per leggere la parola di Dio. Vorrei mandare un abbraccio a tutti che sono già in diretta con noi. Non dimenticare di lasciare il vostro mi piace, di condividere, di iscriversi. Quelli che non sono iscritti ancora, fate la vostra iscrizione e partecipate insieme con noi di questo canale che è una benedizione. Gloria a Dio. Iniziamo con la preghiera. Padre Santo, in nome di Gesù veniamo a te in questo momento, vogliamo ringraziarti per questa opportunità, per il privilegio che ci dai di poter essere qui stamattina, oggi, il 16 gennaio 2023, lunedì. Stiamo iniziando la settimana dopo un fine di settimana molto benedetto e ti ringrazio, Signore, perché tu sei stato con noi, ci hai guidato in ogni cosa e sei, Signore, con le tue mani su di noi. Grazie per la tua bontà, per il tuo amore, per la tua fedeltà. Continua con le tue mani stese su di noi, sulla nostra casa, la nostra famiglia. Ci proteggi, Signore, di ogni male, di ogni difficoltà. Signore, ti prego di guidarci sulle tue acque tranquille e sui pascoli verdeggianti, Signore. Ti ringrazio per la vita di ognuno che è qui, quelli che vedranno dopo, per la nostra Chiesa, per i nostri cari fratelli. Ti ringrazio, Signore, per tutto ciò che tu hai fatto finora nella nostra vita. Ti ringraziamo anche per il futuro che è già garantito. Abbiamo speranza e la nostra speranza, Signore, non è una speranza che ha dubbio. La nostra speranza è certezza, è dimostrazione. In nome di Gesù, continua con noi, libera di ogni male la nostra mente, il nostro cuore, perdona i nostri peccati, Signore. Ci aiuta in tutto, santifica il tuo popolo, in nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. La nostra lettura biblica di oggi si trova, gloria a Gesù, Genesi capítulo 28 e 29, Marco 11. Questa è la nostra lettura biblica di oggi. Gloria a Dio. Leggiamola. Genesi 28 e 29. Sta scritta così la parola di Dio. Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse, gli diede di quest'ordine e gli disse: non prender moglie tra le donne di Canaan. Levati, vai in Padan Aram, alla casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi di là in moglie una delle figlie di Labano, fratello di tua madre. Il Dio Onnipotente ti benedica, ti renda fruttifero e ti moltiplichi, sì che tu divenga un'assemblea di popoli, e ti dia la benedizione di Abramo, a te e alla tua discendenza con te, affinché tu possegga
il paese dove vivi come uno straniero e che Dio donò ad Abramo. Così Isacco fece partire Giacobbe, che andò in Paddan Aram, da Labano, figlio di Betuel, l'arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esau. Or Esau vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e lo aveva mandato in Paddan Aram per prendersi di là una moglie, e nel benedirlo gli aveva dato quest'ordine dicendo: non prender moglie tra le figlie di Canaan. E Giacobbe aveva ubbidito a suo padre e a sua madre e se ne era andato in Paddan Aram. Quando Esau si rese conto che le figlie di Canaan erano mal viste da Isacco suo padre, andò da Ismael e prese Maalat, figlio di Ismael, figlio di Abramo, sorella di Nebaiot, perché fosse sua moglie oltre le mogli che già aveva. Or Giacobbe partì da Beersheba e se ne andò verso Aran. Giunse in un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Allora prese una delle pietre del luogo, se la pose per capezzale e in quel luogo si coricò. E sognò di vedere una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo, ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ed ecco l'Eterno stava in cima ad essa e gli disse: io sono l'Eterno, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza, e la tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti stenderai a ovest e a est, a nord e a sud, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Ed ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque andrai, e ti ricondurrò in questo paese, poiché non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Allora Giacobbe si svegliò dal suo sonno e disse: certamente l'Eterno è in questo luogo, e io non lo sapevo. Ed ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio. Gloria al Signore. E questa è la porta del cielo. Così Giacobbe si alzò al mattino presto, prese la pietra che aveva posta per capezzale, la rese come stelle e versò dell'olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima il nome della città era Luz. Poi Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio sarà con me e mi proteggerà durante questo viaggio che faccio, se mi darà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e ritornerò alla casa di mio padre in pace, allora l'Eterno sarà il mio Dio, e questa pietra che ho eretta come stelle sarà la casa di Dio, e di tutto quello che tu mi darai, io ti darò la decima. Poi Giacobbe si mise in cammino e andò nel paese degli orientali. Guardò e vide un pozzo in un campo, e là vicino 3 greggi di pecore accovacciate, perché da quel pozzo abbeveravano le greggi, e la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Là si radunavano solitamente tutte le greggi. Allora i pastori rotolavano via la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano le pecore.
Poi rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. E Giacobbe disse loro: fratelli miei, di dove siete? Essi risposero: siamo di Aran. Allora egli disse loro: conoscete voi Labano, figlio di Naor? Essi risposero: lo conosciamo. Egli disse loro: sta egli bene? Essi risposero: sta bene, ed ecco sua figlia Rachele che viene con le pecore. Egli disse: ecco, è ancora pieno giorno e non è tempo di radunare il bestiame. Abbeverate le pecore e poi andate a pascolarle. Ma essi risposero: non possiamo finché tutte le greggi siano radunate e abbiamo rotolato via la pietra dalla bocca del pozzo. Allora faremo bere le pecore. Egli stava ancora parlando con loro quando giunse Rachele con le pecore di suo padre, perché ella era una pastora. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, e le pecore di Labano, fratello di sua madre, si avvicinò, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo e abbeverò il gregge di Labano, fratello di sua madre. Allora Giacobbe baciò Rachele e alzò la sua voce e pianse. Quindi Giacobbe fece sapere a Rachele che egli era parente di suo padre e che era figlio di Rebecca, ed ella corse a dirlo a suo padre. Appena Labano udì le notizie di Giacobbe, figlio di sua sorella, gli corse incontro, l'abbracciò, lo baciò e lo condusse a casa sua. E Giacobbe raccontò a Labano tutte queste cose. Allora Labano gli disse: tu sei veramente mie ossa e mia carne. Ed egli rimase con lui per un mese. Poi Labano disse a Giacobbe: perché sei mio parente, dovrai tu servirmi per nulla? Dimmi quale deve essere il tuo salario. Ora, Labano aveva 2 figlie, la maggiore si chiamava Lea e la minore Rachele. Lea aveva gli occhi languidi, ma Rachele era avvenente di bell'aspetto. Perciò Giacobbe amava Rachele e disse a Labano: io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Labano rispose: è meglio che la dia a te piuttosto che darla a un altro uomo. Rimani con me. Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele e gli parvero pochi giorni per l'amore che le portava. Poi Giacobbe disse a Labano: dammi mia moglie, perché il mio tempo è compiuto, e lascia che mi accosti a lei. Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e fece un convito. Ma quando fu sera, egli prese sua figlia Lea e la condusse da Giacobbe, che entrò da lei. Labano diede inoltre la sua serva Zilpa per serva a lei, sua figlia. L'indomani mattina, ecco che era Lea. Allora Giacobbe disse a Labano: cosa mi hai fatto? Non è forse per Rachele che ti ho servito? Perché dunque mi hai ingannato? Labano rispose: non si usa far così nel nostro paese, dare cioè la minore prima della maggiore. Finisce la settimana di questa e ti daremo anche l'altra, per il servizio che presterai da me per altri 7 anni. Allora Giacobbe fece così, e finì la settimana di Lea. Poi Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Inoltre Labano diede la sua serva Bilha per serva a Rachele, sua figlia. E Giacobbe entrò pure da Rachele ed amò Rachele più di Lea, e servì da Labano altri 7 anni. Or l'Eterno, vedendo che Lea non era amata, aperse il suo grembo, ma Rachele era sterile. Così Lea concepì e partorì un figlio, e lo chiamò Ruben.
perché disse: l'Eterno ha visto la mia maledizione, perciò ora mio marito mi amerà. Poi concepì nuovamente, partorì un figlio e disse: l'Eterno ha udito che io non ero amata, e perciò mi ha dato anche questo figlio, e lo chiamò Simeone. Ella concepì nuovamente e partorì un figlio e disse: questa volta mio marito si unirà a me, perché gli ho partorito 3 figli. Per questo fu chiamato Levi. Ella concepì nuovamente e partorì un figlio e disse: questa volta celebrerò l'Eterno, perciò lo chiamò Giuda. Poi cessò di avere figli. Amen. 11. Marco 11. Or, quando furono giunti vicino a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte, e appena entrati in esso, troverete un puledro d'asino legato, su quale nessuno è ancora salito. Scioglietelo e conducetelo da me. E se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, e subito lo rimanderà qui. Essi dunque andarono, trovarono il puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni dei presenti Versetto 5. Alcuni dei presenti dissero loro: cosa fate? Perché sciogliete il puledro? Ed essi risposero loro come Gesù aveva comandato, e quelli li lasciarono andare. Allora essi condussero il puledro a Gesù, vi posero sopra i loro mantelli, ed egli vi si sedette sopra. E molti stendevano i loro vestiti sulla via, e altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla via. E tanto quelli che precedevano come quelli che seguivano, gridando, dicevano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno di Davide, nostro Padre, che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. Così Gesù entrò in Gerusalemme e ne era osservato bene ogni cosa. E essendo ormai tardi, uscì con i 12 diretto a Betania. Il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe fame, e vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa, ma avvicinatosi ad esso non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. E i suoi discepoli l'udirono. Così giunsero a Gerusalemme, e Gesù, entrato nel tempio, cominciò a scacciare quelli che nel tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il tempio. E insegnava dicendo loro: non è scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto un covo di ladroni. Ora gli scribi e i capi dei sacerdoti, avendo udito queste cose, cercavano il modo di farlo morire,
Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era rapita in ammirazione del suo insegnamento. E quando fu sera, Gesù uscì fuori dalla città. E il mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli disse: Maestro, ecco il fico che tu maledicesti è seccato. Allora Gesù rispondendo disse loro: Abbiate la fede di Dio? Abbiate la fede di Dio. Perché in verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte, spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quando dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro, che è nei cieli, perdonerà i vostri falli. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si accostarono a lui e gli dissero: Con quale autorità fai queste cose? E che ti ha dato codesta autorità per fare queste cose? E Gesù rispondendo disse loro: Anch'io vi domanderò una cosa. Rispondetemi dunque, ed io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi ragionavano tra di loro dicendo: Se diciamo dal cielo, egli dirà: Perché dunque non gli credeste? Ma se diciamo dagli uomini, essi temevano il popolo, poiché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Perciò, rispondendo, dissero a Gesù: Non lo sappiamo. E Gesù rispondendo disse loro: Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Amen. Gloria a Dio. Una lettura molto benedetta stamattina che parla della ubbidienza di Giacobbe di andare mentre Esaù ha voluto, quando ha saputo che non piaceva a suo padre né alla sua madre le figlie dei Cananei, lui ha fatto apposta, è andato a prendersi una donna, la figlia di Ismael, e così per arrabbiare i suoi genitori. Invece Giacobbe ha fatto un lungo percorso per ubbidire. Io finisco dicendo una cosa: sempre ubbidire sarà faticoso e ubbidire ci farà fare un lungo percorso, che a volte, ma né tutto che è più comodo viene da Dio e è la volontà di Dio. Che possiamo ragionare su questo e comprendere che il Signore è vicino e che Lui vuole l'obbedienza più che il sacrificio. Amen. Che Dio vi benedica e vi saluto con la pace del Signore. Facciamo una preghiera per finire presentando al Signore ogni fratello, ogni sorella, tutte le richieste, che il Signore possa continuare con le sue mani stese su di noi. Non dimenticare di condividere, di invitare altri, di iscriversi, di lasciare il vostro mi piace. Amen. E stasera abbiamo il programma Altare di Dio. Amen.
è un programma della famiglia e vorrei vedervi con la vostra famiglia stasera alle 20:30. Saremo insieme in preghiera, ok? Che il Signore vi benedica e preghiamo. Padre Santo, in nome di Gesù, veniamo a te in questo momento, ringraziandoti, Signore, per questa opportunità, per questa mattina. Stanno vedendo questa diretta, quelli che vedranno dopo. Signore, entra con risposte stamattina per ogni causa, per ogni cosa. Padre, la tua parola dice che sei tu che fa fermare le guerre, tu fa fermare ogni guerra, cessare ogni guerra. Tu sei il Signore dell'esercito. Oh Padre Santo, perdona i nostri peccati, i nostri falli. Signore, quante volte noi preferiamo prendere la via corta e non obbedire alla tua parola e non fare ciò che dobbiamo fare, perché a volte la via della ubbidienza è una via lunga, stretta, difficile, ma è questa via, Signore, che troveremo la fine di pace e la corona della vita. Signore, ti ringrazio per questa mattina, per ogni fratello, ti ringrazio per la Chiesa vittoriosa, la Chiesa che milita e che trionferà, Signore. Oh Gesù, noi siamo qui ancora in questo mondo difficile, caotico, catastrofico, ma noi siamo qua sotto la nuvola, Signore, come il popolo che era nel deserto. Noi siamo qua, Signore, vicino alla colonna di fuoco, né freddo né caldo ci colpiranno, né la peste né la siccità. La via dell'obbedienza è una via di rinuncia, ma è una via di provvidenza, di risposta, di sicurezza, di protezione, come tu sei stato con Giacobbe lì in Luz, che dopo lui ha chiamato Betlemme. Signore, grazie perché la via dell'obbedienza c'è la tua presenza, la via dell'obbedienza c'è risposta. E quando lui è arrivato lì a Padan, ha trovato quel pozzo che è stato scavato, Signore, da Abramo, ma quello pozzo aveva un tappo, una pietra, una pietra e doveva essere rotolata. Quante volte, Signore, noi tappiamo il pozzo per paura dei nemici, ma tuo servo Davide ha detto: se il Signore è la mia luce e la mia protezione, di chi avrò paura? Rinforza il nostro cuore, Signore, la nostra mente, rinforza le nostre mani per continuare impegnati nella tua opera, che la nostra fede sia percepibile a tutti, al mondo, Signore, che possiamo dimostrarla, perché noi non aspettiamo in chi fallirà o può fallire, non aspettiamo in chi ha vinto già. Grazie per questa mattina e ti prego di benedire tutta la nostra giornata, a tutti i miei fratelli, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dà salute ai malati, visita, Signore, quelli che si sentono in solitudine, nel nome di Gesù, Padre. Amen e amen.
Che Dio vi benedica, una buona giornata, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo sia con tutti noi, oggi, domani e per sempre. Amen e amen. Dio vi benedica, buona giornata, lasciate il vostro mi piace e stasera, se vorrà il Signore, alle 20:30 saremo in diretta con il programma Altare di Dio. Pace a tutti. Nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus todo poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos.